Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la pillola, il titolo della pillola, noi faremo oggi la 7ª lezione di radiostesia basic. Però prima di tutto, per chi non ha ancora visto le altre pillole, vi inizio a parlare del quadrante radiostesico per la valutazione che, come sapete, potete scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org. Ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove al lunedì sera con Telegram teniamo Ildegard Marietto Veneziano un percorso esoterico di esoterismo, e qui sotto in descrizione ci sono i link anche per i gruppi di Facebook, e se volete anche un super like non è cioè è sempre ben gradito. Bene, adesso vediamo un po'. Prima di tutto, prima di iniziare, sapete che il vostro Marietto vi chiede sempre di fare un ovetto luminoso di protezione, un cerchio di fuoco e una stella di Davide come meditazione. Tutto questo lo potete trovare tranquillamente nelle oltre 300 pillole del vostro Marietto nel suo canale. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi. Bene, vediamo un po' di partire. Prima di tutto vediamo ancora il pendolino. Come vi ho già detto, quello di ottone è più indicato per ricercare le scie energetiche umane, e in più questo pendolino, ad esempio, ha questa caratteristica di poter essere aperto e poter mettere all'interno degli oggetti che rappresentano il testimone, vedete? Comunque ci sono pendolini di vario tipo, ci sono pendolini di legno, pendolini di sasso, di pietre preziose e di vari metalli, rame, ferro, ottone, alluminio, eccetera. Bene, poi un'altra cosa importante è chiaramente che tutti i circuiti più o meno che faccio vedere si possono scaricare liberamente e gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org. Quindi, per chi è la prima volta che vede questi video pillola di istruzione, qui c'è il posto per il testimone, e di solito si mette una foto oppure il nome, cognome e la data di nascita scritta su un foglio di carta, oppure un pezzettino di unghia, un po' di capelli, oppure un batuffolo bevuto della saliva delle testimoni. Per i più bravi chiaramente basta che pensino al testimone qui, però chiaramente qui ci vuole esperienza. Poi il pendolino lo si mette qua così e si pensa alla domanda, però chiaramente prima di iniziare la domanda bisogna cercare di creare lo spazio mentale con la parola Om. Bene, queste sono praticamente un piccolo riepilogo delle altre 6 pillole che il vostro Marietto Veneziano ha già dato. Bene, passiamo proprio alla lezione vera e propria, e qui vediamo che incontriamo il quadrante radiostesico per valutare un rapporto di coppia. Questo perché? Perché capita spesso e volentieri che noi incontriamo qualcuno o qualcosa, nel senso anche un posto, però una persona in questo caso qua, e vogliamo vedere come sarà il nostro rapporto con quella persona. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il nome, cognome, se non abbiamo una foto, e la data di nascita la mettiamo qui. Se però abbiamo una foto oppure un pezzettino di unghia o un capello, lo mettiamo qui. Poi facciamo il vuoto mentale con l'Om, no? E quindi in silenzio dentro di noi, prima che abbiamo fatto l'ovetto luminoso di protezione, il cerchio di fuoco, facciamo lo spazio mentale Om, e poi chiediamo se Caio Sempronio, che tipo di rapporto avremo con Caio Sempronio. E vedete che il pendolino risponde discreto. Vedete, bisogna aspettare un po', perché alcune volte il pendolino è indeciso e alcune volte invece va più deciso, alcune volte è indeciso proprio. Poi possiamo fare altre domande, tipo ad esempio, anche se questo quadrante radiostesico è per la valutazione di un rapporto di coppia, potrebbe essere anche per un luogo, ad esempio come sarà quella casa, ad esempio, no? E noi chiediamo come sarà l'acquisto di quella casa, e il pendolino chiaramente in questo momento ci dice che sarà un acquisto
è un esempio didattico, chiaramente ci vorrebbe il suo quadrante radiostesico proprio per le abitazioni, ma questo è un esempio per far vedere che alcuni quadranti possono essere poliedrici, si possono usare per altre funzioni. Vedete? Quindi riprendo, l'importante è prima di iniziare una bella protezione con l'ovetto luminoso e il cerchio di fuoco, poi una pace mentale e prima di tutto una meditazione della stella di Davide, che chiaramente trovate le pillole istruttive nel canale vostro Maledetto Veneziano, poi chiaramente l'OM e poi si inizia con la ricerca vera e propria. Vi ricordo che questi quadranti radiostesici sono gratuiti nel sito capitano.altervisto.org, ne sono già stati scaricati più di 130.000 di ebook, ogni ebook ha più o meno 10 circuiti e quadranti radiostesici e sempre gratuitamente, più di 1.300.000 circuiti e quadranti gratuiti sono stati scaricati nel sito del capitano.altervisto del vostro Maledetto Veneziano. Grazie cari amici, vi saluto e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegana Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!